Salve a tutti, sono Renzo Rossetto dell'Osservatorio Economico Agroalimentare di Veneto Agricoltura e in questa pillola video vi parlerò di come sono andate le colture industriali nell'annata 2023. Che cosa ha caratterizzato questo comparto? Prima di tutto una riduzione delle superfici coltivate nelle principali colture, quindi nella soia, le cui superfici sono scese a 130.000 ettari circa, un calo del 12%, la barbabietola da zucchero che ha perso il 3% degli ettari coltivati, scesi a 6.700 ettari, e il tabacco, le cui superfici sono scese del 10%, portandosi a 2.750 ettari. Al contrario sono aumentate le superfici delle colture minori, quindi sono aumentati gli ettari coltivati a girasole, che sono saliti a 5.700 ettari, e a colza, che ha raggiunto i 7.170 ettari, praticamente raddoppiando gli investimenti rispetto al 2022. Anche in questo comparto, come quello dei cereali, ha registrato prevalentemente una riduzione dei prezzi di mercato, fatta eccezione per la barbabietola da zucchero e per il tabacco, che invece hanno avuto dei leggeri incrementi, e un aumento generalizzato delle rese di produzione rispetto all'annata 2022, che aveva avuto grossi problemi di siccità, e delle produzioni. Per citare qualche esempio, la produzione di soia è salita del 30%, raggiungendo i 467.000 tonnellate, perché la resa è aumentata del 48%. Addirittura la produzione di colza è raddoppiata, portandosi a 24.000 tonnellate. Nel complesso il valore del comparto è leggermente aumentato rispetto all'anno precedente e ha raggiunto i 275 milioni di euro ai prezzi di base, un incremento del 7%.